120 milioni del governo per la continuità aerea in realtà sono 30, sono arrivati con un ritardo di 2 anni dal decreto per il giubileo e annunciati come un contributo annuo sono invece divisi in più annualità. Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, risponde così alla presa di posizione del presidente della regione Francesco Pigliaru sulla questione insularità, sulla quale era stato chiamato ad un maggiore impegno dai consiglieri regionali di campo progressista. La verità è che la giunta regionale non sa neppure come spenderli, visto che aveva ereditato anche una continuità 2 sulle rotte minori pronta a partire, ma l'ha bloccata, ha cancellato quella vigente per sostituirla con il nulla. Mentre il Presidente della Regione ringrazia per i 30 milioni, continua Cappellacci, si fa soffiare oltre 700 milioni di euro all'anno perché nel 2014 ha firmato un accordo con cui ha rinunciato ai ricorsi promossi dalla Giunta di centrodestra, è fatto gravissimo persino ai benefici di quelli già vinti. L'esponente di Forza Italia rileva che il presidente Pigliaru ha affossato insieme a Renzi la zona franca perché secondo lui è un incubo, ma ancora non ha proposto un'alternativa. Questi episodi la dicono lunga, prosegue l'esponente dell'opposizione, sulla linea politica seguita nel confronto dello Stato, all'insegna della debolezza, della sottomissione, del contrabbandare disonorevoli sconfitte come vittorie storiche. Insomma, conclude Cappellacci, sui temi che compongono la questione insularità, il Presidente della Regione sarà ricordato solo per le mirabolanti promesse dell'Hyperloop Cagliari-Bastia.